e Paolo Pizzolatto del Partito dei Veneti Grande Nord. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, Paolo Pizzolatto, Partito dei Veneti Grande Nord, partiamo anche con lei dalla sicurezza. Abbiamo già avuto due testimonianze dirette, no? Il sindaco di Pianezza che si è trovato i ladri in caso, Razzolini che era bambino e ha visto una rapina al supermercato, insomma. Allora racconterò anch'io le mie esperienze. Premesso che, come già ho già detto tantissime altre volte venendo qui ospite, direttore, il 72% delle persone che sono in galera in Italia non sono italiani. E non sto lì a sindacare questa battuta di spirito che vuol dire che c'è qualcosa che non va a livello dello Stato. Io dipendente bancario ho subito nel corso della mia vita bancaria 40 anni di lavoro allo sportello 9 rapine. 9 rapine anche abbastanza violente, dove racconto questo proprio per fare poi un passaggio successivo di cui una sono stato anche preso praticamente dalla porta, fatto uscire dalla porta blindata a Fossò, ricordo, e fatto fare anche qualche centinaio di metri per poter arrivare fino all'auto, una 127 a quell'epoca parcheggiata, dove c'era praticamente il bassista che mi stava aspettando, l'autista che stava aspettando per andare via. Sono sempre cose che ti restano per sempre nella vita. Quindi noi siamo in ostaggio in sostanza? No? Sì, preso in ostaggio per carità a piedi, fatto un po' di metri, accompagnato fino all'auto, per carità di Dio. Ne ho viste anche di peggio all'interno, sparare col Kalashnikov sul soffitto per cercare di fare in maniera che tutti stessero calmi, cose abbastanza violente. Noi per carità in banca veniamo addestrati a essere passivi, a fare tutto quello che dice il bandito. Anzi, se devi muoverti per raggiungere il cavò o qualcosa, devi chiedere a lui se puoi muoverti alzati da terra. Devi sempre stare attento soprattutto per l'incolumità dei clienti, e le rapine che ho subito io sono sempre state con la presenza di clienti all'interno dello sportello, sempre abbastanza violente. E ripeto, lavoro in una banca di credito cooperativo, per cui per fortuna, diciamo, in quelle più grandi praticamente, forse probabilmente, hanno subito rapine anche notevolmente più violente. Ma dico questo perché volevo raccontare che all'inizio, quando io ho subito le prime 2 o le prime 3 rapine, non ricordo bene, si trattava all'epoca della zona dove lavoravo nel Piovese di quella che era la banda di Felice Maniero. Col trascorrere degli anni sono venuti avanti sempre più persone foreste, chiamiamole così per non dare un'indicazione, praticamente tutti soprattutto provenienti dai paesi dell'est. Perché racconto questo? Perché quando tu subivi le prime rapine a quegli anni lì, sebbene provavi un disagio enorme nel momento della rapina, sapevi che i banditi italiani non avrebbero mai fatto del male agli italiani che erano all'interno della banca. Sembra un paradosso, però succedeva questo, perché andavano a colpo sicuro ed erano tranquilli, sapevano quello che trovavano. Con l'avvento degli stranieri, man mano che loro arrivavano con i coltellini, con le pistole, con quelle cose solite, saltavano in balcone con i tagliacarte, che erano famosi quelle cose lì, non sapevi mai se tornavi a casa oppure no, perché erano di una violenza inaudita, e soprattutto persone alle quali la nostra vita non interessava nulla, così come quella dei clienti. Perché dico questo? Perché quando sentiamo il tabaccaio che dice di aver subito una rapina dove questa persona era serena, tranquilla, sapeva che non rischiava assolutamente nulla, è proprio perché nel corso degli anni questi hanno imparato che l'Italia è il paese di Bengodi, dove né destra né sinistra si sono mai interessati per cercare di fare in maniera di colpevolizzarli. Sapete una persona che se viene presa in caso di rapina, una cosa del genere, cosa può succedere? Può succedere che il bravissimo avvocato che loro trovano li mettono di fronte al giudice l'impossibilità di potersi mantenere, di avere un posto di lavoro, e se per caso vengono giudicati per fame, questo non farà nemmeno un giorno di galera. Per cui è questo la cosa inaudita all'interno del nostro paese. C'è la rincorsa per cercare di armarsi, io stesso ho il porto d'armi, ma nel momento esatto in cui hai una pistola a casa o un qualcosa del genere a casa, devi stare ben attento, perché con tutti gli esempi che abbiamo avuto nel corso degli ultimi 2 anni che sono stato qui anche ospite suo, abbiamo visto che le persone che hanno avuto il coraggio di sparare, ferire o anche uccidere qualche bandito sono percorse, sono persone che sono incorse non in reati, in una vera e propria persecuzione, dove questi non sapevano se continuare a vivere oppure no, famiglia rovinata, persona rovinata, la vendita dell'attività. Perché? Perché da noi vige il fatto che in Italia si possa fare di tutto e di più, e che gli italiani non vengono più rispettati. Non vengono più rispettati ai veneti, come abbiamo visto tranquillamente il tabaccaio, ma soprattutto c'è una impunibilità incredibile. Per finire, l'esempio che mi è stato fatto, e ho gradito sinceramente gli esempi che ho sentito prima, quando parliamo anche di ritardo a livello processuale, tanti ricorderanno, di quelli che ci stanno ascoltando, anche voi qui dentro, quello che era successo durante le liti in via Panà, il periodo in cui ero segretario della Lega Nord, dove avevo ricevuto quel famoso colpo d'occhio da Bragantini nel 2013. Tanto per dirvene una, 2 settimane fa, dopo 7 anni, Bragantini era ricorso in appello è stato vinto per la seconda volta praticamente, però sono passati 7 anni.
Io, che mi sto anche separando in questo momento, partito dal 2011, ho avuto una delle ultime udienze il 7 di novembre, circa un mese fa. Sapete quando sarà la prossima udienza? Sarà il 18 novembre 2020, per cui un anno dopo. Allora, non sto lì ad avere rabbia interna e dire che il magistrato non aveva nulla da fare, eccetera, eccetera. Sicuramente loro sono super impegnati, non sanno come fare. Però, innanzitutto, un po' di buonsenso per cercare di risolvere le questioni quanto prima. Cercare di dare una mano a questa gente. E poi, quando parliamo di forze dell'ordine che diminuiscono sempre più i fondi, il numero delle persone, eccetera, eccetera. Alcuni anni fa, in alcune città, noi abbiamo fatto intervenire l'esercito. Provate a pensare un attimo a mettere qualche volta a Reggio Calabria o a Napoli l'esercito che controlli dalle 11 di sera fino alle 6 di mattina quello che succede nei rii, nei vicoli. Cioè, guardate che una cosa effettivamente che si potrebbe fare, è una pazzia pensare che l'esercito lo vedi in strada, mamma mia cosa sta succedendo, la guerra mondiale perché vedi l'esercito. È una forma di aiuto che teniamo completamente inutilizzata quanto si potrebbe adoperare tranquillamente. Allora, il governo durerà perché non vogliono perdere 13.000 euro al mese e tutti i privilegi, soprattutto tutti quelli che sanno già che non saranno rieletti. Pizzolato, come la pensa su questo? O su altro, non è che bisogna rispondere. Mi permetto di fare un piccolo passaggio proprio sul discorso di Valdobbiadene, nel Prosecco, dove all'epoca in cui ho amministrato Veneto Agricoltura, è logico che in quella zona lì ho fatto tantissimi convegni, sempre stato dietro il microfono in quelle zone, proprio per garantire e soprattutto per pubblicizzare quello che era l'agricoltura a livello veneto, che è proprio sintomo di eccellenza, per cui anche con molto orgoglio dico che i 4 anni passati a Veneto Agricoltura sono stati per me un'esperienza importantissima. Però vorrei anche raccomandare al vice sindaco e anche ai nostri ascoltatori una cosa che ho sempre detto, anche se sembro una persona un po' pessimista, un po' prevenuta, raccomando questo. C'è sempre stata una forte influenza, e vedo anche nel territorio mio e nei territori limitrofi, non certo nella zona regina diciamo del Prosecco, questa tendenza a eliminare per quanto possibile tutti i vigneti che ci sono in giro per piantare piante di Prosecco. Attenzione, perché spero di essere una persona molto ignorante e molto stupida in questo momento, non vorrei che un giorno capitasse quello che è capitato ai nostri olivi in Puglia e che tutto un momento nascesse un problema di esportazione del Prosecco o di un qualcosa che vada a intaccare le piante del Prosecco, dove ho sempre invitato la gente a cercare di fare in maniera di diversificare un pochettino il più possibile per avere almeno subito un asso nella manica per poter soppiantare diciamo quella vite che potrebbe essere un giorno danneggiata o quel vino che a un certo punto non va più con qualcos'altro, perché altrimenti sarebbe la rovina delle nostre aziende agricole, perché il Prosecco è vero che è un'eccellenza, una cosa eccezionale, però tanti studi dicono che l'evolversi, il passare degli anni è una cosa alla quale bisogna prestare molto attenzione, perché ripeto, con il passare dei decenni potrebbero esserci dei cambiamenti anche a livello di investimento e di strutture, per cui benissimo questa cosa qui, perché è una fonte di vita per il Veneto, però sempre molto cauti con quelli che levano via le viti di Merlot diciamo che piantano Prosecco, perché non sembra un investimento. Cosa vuole? Guardando quello che dicono tutti e quello che abbiamo avuto a livello di interventi e a livello di studio, direttore, dico questo. Abbiamo parlato di etica morale delle persone che passano da una parte all'altra. Prendo come esempio i 6 espulsi del 5 Stelle che ci sono stati oggi. Loro avevano garantito una certa quota a livello di stipendio che andava a finire nelle casse del loro movimento, del loro partito. Passando al gruppo misto non sono più tenuti a versare questi arretrati, poi potrebbe essere che li chiedono lo stesso indietro, che vengono denunciati o chissà che cosa. Non è un paese che moralmente si presenta bene di fronte all'Europa quando passano casistiche del genere. Prima un nostro telespettatore stava dicendo: ma il gruppo misto vota con il governo o vota con l'opposizione? È vero, il gruppo misto non si sa ancora se sia carne o pesce, però nel frattempo una persona che vuole mantenere il proprio ruolo e che non si trova più a condividere le opinioni del proprio partito passa al gruppo misto. È una cosa abbastanza intelligente, ecco perché si perde un po' di credibilità anche a livello di paese.